E qui con noi Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSPI Polizia di Stato, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a lei Tania, grazie ai telespettatori. Commentiamo l'episodio dell'altro giorno dove due malviventi dopo un furto in un appartamento in città sono fuggiti, c'è stato un inseguimento da parte della Polizia di Stato, hanno causato un sinistro stradale perché avevano percorso contromano una strada a senso unico. Insomma, c'è stato un po' di confusione, possiamo dire. Uno dei responsabili è stato poi preso dalla polizia e si sta lavorando per cercare il complice. Cosa possiamo capire da questo episodio? Cosa sta succedendo in città? Ma sta succedendo quello che io dico da tempo, non so che dati, ma sicuramente non dati che dà la questura di Pordenone, ma che ci vede, ahimè, tante volte ai vertici, quindi in positivo, di una classifica che ci considera la città più sicura d'Italia, o quantomeno tra le più sicure d'Italia. Se noi continuiamo a giocare con questi numeri non andiamo distante. Non andiamo distanti perché giustamente chi dovrà scegliere una distribuzione di quei pochi agenti, adesso ne usciranno altri 1000, deve fare una scelta dove distribuire chiaramente questi uomini, che voi capite benissimo da soli che dove si sta bene non servono poliziotti, non servono carabinieri, non serve guardia di finanza, però a me dà da leggere sulle notizie online, mi informo, devo per forza informarmi, mi pare che in Friuli ci siano sequestri di droga, carichi di stupefacenti che la Guardia di Finanza porta in essere, malviventi che per un furto in abitazione, che poi i complici erano più di 2, fanno un tentativo di fuga speronando 2 macchine e fortunatamente è finita con qualche graffio per il conducente, quindi si è rischiata una strage perché in una serata in quell'orario in Viale Dante potete immaginare cosa succeda. Carabinieri che arrestano malviventi, polizia municipale che ferma gente senza assicurazione, che ferma persone che vanno oltre il limite di velocità, quindi voglio dire, ognuno per sé, per la sua specialità. Credo che in Friuli Venezia Giulia tutte queste situazioni ci siano. Se poi me la paragonano a una città come Napoli, Milano, Roma, siamo i primi, sì. Però quando io dico che anche Pordenone, la sua provincia, non è un'isola felice, mi scontro con chi deve per forza di cose magari giustificare e dire che a Pordenone si sta bene, ma si sta bene nel confronto di Napoli, Roma e il sud Italia, dove la criminalità è la città, ma soprattutto il numero, no? Il numero di abitanti ci porta, che fa la differenza. Quindi io ho sempre detto, la tipologia di reati che si svolgono a Pordenone sono pari ad altre città. Abbiamo il bullismo, abbiamo le persone che fanno stalking, abbiamo vandalismo, non ne parliamo, abbiamo le rapine, abbiamo i furti nell'appartamento, che mi pare che, attenzione adesso che siamo nel periodo natalizio, bisogna stare un po' più attenti, un po' più accorti quando si esce. Abbiamo sindaci che per risparmiare devono spegnere le luci, quindi dare un pass a questi delinquenti che possono entrare nelle nostre abitazioni. Abbiamo tante di quelle cose, diciamo anche che noi. Passa il messaggio che insomma a Pordenone non c'è la criminalità, di conseguenza c'è il rischio di ricevere pochi. Ma non c'è la criminalità, non c'è il numero uguale a quello di Napoli, Roma, Torino, perché sì. Però mi pare che, ditemi, uno dei reati che non ci sia, perché abbiamo avuto anche scontri durante le manifestazioni, abbiamo avuto di tutto a Pordenone, abbiamo avuto gli omicidi. E quindi, voglio dire, se il Dipartimento legge i numeri, non ci darà mai gli uomini. Non è bello dire a Pordenone siamo tutti tranquilli perché non c'è ogni 2 secondi, come in una città
di Napoli uno scippo, ma questo dobbiamo anche alla grande professionalità messa in opera, messa in campo da quei pochi uomini che sono rimasti nella questura di Pordenone. Le voglio dare questa sia a lei che ai telespettatori. Con l'anno nuovo, il primo mese di gennaio, arriveranno 4 agenti. Su quanti che vanno via? Ecco, io aspettavo questa domanda. Su 25 che il prossimo anno andranno via, che sommati a quelli fino al 30 di dicembre fanno 63, però ce ne hanno mandati 4. Io mi sono permesso di fare una battuta col signor Questore della provincia di Pordenone, perché quando gli ho segnalato questa cosa da Roma mi ha detto: ma non erano 5? Io gli ho risposto: dove li mettiamo 5? Mai succeda che ci arrivano 5 perché non sappiamo dove metterli. In una battuta per sdrammatizzare questa grave situazione che si sta portando avanti da anni, in tutte le città d'Italia, ve lo posso garantire, hanno le stesse problematiche. E ripeto, la grande professionalità di quella manciata di uomini che ci sono a Pordenone, perché l'altra sera poteva succedere una strage, un degheio, perché, detto proprio volgarmente, un degheio perché sapete insomma di che strada stiamo parlando. Quindi non è sempre bello dire stiamo bene, se stiamo bene non servono gli uomini. Ho finito. Grazie a Raffaele Padrone come sempre per il suo intervento e la aspettiamo qui nei nostri studi quando vuole. Grazie. Sono state ben 2 le squadre di corridori dipendenti di ASFO, composte da rappresentanti delle professioni sanitarie, tecniche e dirigenti, complessivamente una cinquantina di persone che hanno partecipato alla staffetta 24 per un'ora Teleton di Udine per contribuire alla raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare.